Vi è mai capitato di conoscere una persona scucciante assai? Uno noioso, una secca, uno che ne ha zuppe i cachis, che ne so, un cate cuolla, no, un cato di colla, un secchio di colla, molla, no, un pesce a brodo, un pesce a zuppa, un biccius, un guai e notte. E di notte i guai sono peggiori di quelli passati di giorno, ecco perché chi le no guai e notte. Un talurno, chi ripete sempre le stesse cose. Talurno erano appunto, deriva da laturni, erano le litanie che soprattutto nel meridione si facevano accanto al letto di un morto, no? Ripetendo sempre le stesse litanie, chi è proprio un talurno, dice sempre la stessa cosa. Ecco, oggi parliamo di tutti i sinonimi di persona scocciante, noiosa, fastidiosa, rompiscatole. In primis la persona noiosa, però molto molesta, cioè te dà pure fastidio, è un cataplasma. Un cataplasma e semmelina, esatto, il cataplasma, sapete cos'era? Erano quei vecchi impacchi caldi, quelli che si mettevano sul petto della persona per curare i problemi broncopolmonari. Si sperava che, come devo dire, il calore avesse una funzione fluidificante. In una pezza vecchia si mettevano sta zuppa e semmelina e sul petto ti dava proprio un senso di oppressione, così come ti opprime la persona che è proprio un cataplasma e semmelina. E ancora altri sinonimi di noioso, chi è un ammusciatore, maronna mia, uno che non solo è moscio, ma ti ammoscia pure, ti infastidisce pure. Chi è un abbuffatore, uno che sbuffa continuamente e nello sbuffare poi alla fine ti abboffa a te, in particolare abboffa un luogo preciso del corpo umano dove risiede la noia, cioè insomma ci ha abbuffata a Waller, con decenza parlando, esattamente. Cioè mi sta, come devo dire, oltremodo infastidendo, procurandomi proprio una figurata gonfiamento, diciamo, dell'ernia, ecco. Chi è un afflittivo, ma no, è uno che affligge, che tormenta, che è inopportuno proprio. Chi è un apprettatore, ecco, questa è un'altra forma di molestatore, di tormentatore. L'appretto era quel prodotto che si mette per facilitare la stiratura, per creare delle pieghettine perfette, e l'apprettatore è uno che ti sta facendo proprio l'ernia a plissé, cioè te le sta facendo tutte pieghette. C'è un noioso merlo canterino che viene citato da Salvatore Di Giacomo in una canzone che si chiama Miele la fortunata. A un certo punto lui dice: addocante l'aucilla apprettatore, quello proprio che ti sta annoiando, che a ripetere continuamente questo suo canto. E poi teniamo lo scucciatore, che è il molestatore, il frastornatore, quello che ti sta parlando una continuazione. La forma però più diffusa in lingua napoletana per definire quello che è un vero noioso, un rompiscatole, anche se un po' volgare, chi è proprio uno scassacazzo, scusate la volgarità, perché come devo dire, è talmente noioso che ti induce quasi alla rottura dei tuoi luoghi più intimi, come devo dire, della parte più sacra del corpo umano. Sì, qualcuno prova a edulcorare la parolaccia con scassacacchio oppure con scassambrello, però scassacacchio, scassambrello alla fine sempre scassacazzo è.